62 residenti di via Fusinato e via Felisati hanno scritto al sindaco per chiedergli di annullare l'ordinanza che prevede la riapertura di questo percorso al traffico di attraversamento tra via Cappuccina e via Piave. La situazione, sostengono, è già grave con l'attuale viabilità. Il tratto di via Fusinato tra via Dante e via Felisati presenta un restringimento di carreggiata che crea un costante pericolo per l'incolumità di pedoni e ciclisti. I marciapiedi sono infatti troppo stretti per consentire l'incrocio tra due persone o il passaggio di carrozzine e passeggini e i pedoni non hanno altra scelta che camminare in mezzo alla carreggiata in una situazione di grande pericolo. La soluzione per evitare ulteriori rischi, spiegano, sarebbe semplicissima. Basta togliere questo strano divieto che hanno messo a un certo punto in via Cappuccina di andare verso via Carducci. Basta quello, sì, la via per collegare via Cappuccina e via Piave c'è, da via Carducci ed è larga ed è sempre stata usata, non si capisce perché improvvisamente è stato messo questo divieto, cioè si capisce tutto in favore di un tram che in realtà passa ogni 10 minuti, quarto d'ora e che le macchine non gli danno nessun disturbo in quel tratto lì. A 8 giorni dall'invio della nostra raccomandata all'amministrazione non abbiamo ricevuto alcuna risposta, accusano i residenti. Stiamo perciò valutando con un legale se ci sono i presupposti per una denuncia per omissione d'atti d'ufficio. È una omissione grave perché ci sono motivi di sicurezza, tali per cui almeno dovrebbero rispondere alle nostre obiezioni e spiegarci perché non fanno ciò che gli chiediamo, cioè mantenere la situazione che c'è o anche migliorarla, perché si tratta, una strada del genere andrebbe migliorata come marciapiede almeno. E questo fatto vuol dire andare incontro a un reato.